Rosalia Lobue, Stella Vella, Calogero Rappisi, Giuseppina Mira, Biagio Sanfilippo, Benedetta Caruso. Sono i 6 protagonisti della cerimonia di premiazione dei concorsi nazionali di poesia, promossi dalla Biblioteca Comunale Luigi Pirandello di Agrigento, dalla sezione agrigentina della Società Dante Alighieri e dall'Accademia Teatrale di Sicilia. Un concorso è alla seconda edizione, quello di poesia religiosa è all'8ª edizione. Evidentemente questo sta a dimostrare che il concorso è molto seguito, quindi ci sono tanti partecipanti. I 2 titoli dei 2 concorsi nazionali traggono, diciamo, lo spunto, La Luna sul Borgo da De Versi di Luigi Pirandello, mentre la seconda, quella di poesia religiosa, da De Versi di Dante Alighieri. Abbiamo voluto con questo, diciamo, stimolare le persone a partecipare, in quanto sono convinta che molti scrivono delle poesie, però a volte preferiscono, ecco, lasciarle in un cassetto, vivere le loro emozioni, i loro stati d'animo senza comunicare all'esterno. Invece dico che, ecco, ascoltare una poesia suscita in chi assiste alla sua lettura o anche a chi la legge a provare delle emozioni, delle sensazioni, delle riflessioni, perché, ecco, chi scrive poesie ha una sensibilità particolare. Un momento particolare per valorizzare l'ispirazione poetica di autori del nostro territorio. Questa è l'ennesima conferma dell'attività poliedrica da un punto di vista scientifico-culturale che con l'approssimarsi dell'autunno ci vedrà presenti nel territorio ancora una volta fino alla fine dell'anno e poi per tutto il prossimo 2016. Un grande appuntamento, quello che oggi promuoviamo insieme in sinergia con l'Associazione Culturale Dante Alighieri e con l'Accademia Teatrale di Sicilia come degna palestra per promuovere quella che è l'attività proprio culturale, promozionale delle nuove leve, delle nuove generazioni, che altro non sono che coloro i quali erediteranno in senso lato la promozione dell'attività culturale sul nostro territorio. Un momento particolare che esprime la sicilianità di noi agrigentini. Sì, la sicilianità legata a Pirandello, legata a quella luna verso la quale è Pirandello e diversi autori siciliani hanno avuto sempre espressioni di poeticità, di valori, la luna come momento di serenità, di poesia, di pace. Io ritengo quindi che questo concorso, Luna sul Borgo, ma anche l'altro, il cerchio che muove il sole, questi 2 concorsi servono per valorizzare moltissimo i poeti della nostra terra che hanno tanto da dire e spesso non riescono ad esprimersi.